È mezzogiorno e mezzo quando, come da programma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva in piazza San Marco per il primo appuntamento della sua visita lampo a Venezia. Accanto al capo dello Stato, la vicepresidente della regione Elisa De Berti, il presidente Zaia è impegnato a Verona con la premier Meloni, il sindaco Luigi Brugnaro e il prefetto Michele Di Bari. Ad attenderlo, di fronte alle procuratie vecchie, i vertici delle generali per una visita privata alla casa di The Human Safety Net. Le procuratie vecchie sono state oggetto di un recente restauro che ha permesso di aprirle al pubblico. Circa mezz'ora dopo, il presidente attraversa la piazza verso il bacino di San Marco. Dopo una breve sosta davanti al nuovo sistema di barriere di vetro antiacqua alta alla Basilica, Mattarella ha raggiunto la prefettura. Quindi il Teatro La Fenice per la prima di Le Conte d'Hoffmann di Jacques Offenbach. Mattarella ha espresso l'emozione e il piacere di trovarsi a Venezia, ha raccontato poi il sindaco Luigi Brugnaro, ma la visita in piazza San Marco è stata anche un'occasione per sottolineare le esigenze di manutenzione di una città per la quale è vitale il rifinanziamento della legge speciale. Noi abbiamo avuto adesso come comune i tagli 200 milioni. Sono tornati indietro sui tagli del 2023, speriamo tornino indietro sui tagli del 2024 anche, però per adesso ci sono ancora. Io non sono d'accordo su certe questioni che adesso sono in finanziaria, di sconti che poi sono pochi per recuperare da altre parti, io non sono d'accordo, cioè nel senso che secondo me bisognerebbe investire sulla crescita. Io andrei a dare una mano alle imprese, quelle che funzionano, non quelle che devono fallire. Tipo all'Italia abbiamo continuato a buttare miliardi su quella roba là.